rispetto al Veneto, che veramente ha un ruolo di pioniere, un ruolo storico, quasi una missione pionieristica proprio per i suoi 1100 anni di Serenissima Repubblica, con un effetto domino riacquisteranno tutti una forma di indipendenza, la Lombardia per prima, l'Emilia e così via. Questa è una cosa importante. Dal punto di vista, un'altra parola che purtroppo ha avuto un senso assolutamente fuorviante nella lotta per l'indipendenza, la parola federalismo. Il federalismo è una forma per mantenere un'unitarietà dello Stato che è tanto più nefasta quanto più viene concessa proprio dall'autorità centrale. Nel momento in cui vengono... Nel momento in cui viene concesso un margine di autonomia a una regione, è un modo per semplicemente allentare il guinzaglio, ma mostrare chiaramente che il guinzaglio esiste una mano forte che lo sostiene. Questi sono principi fondamentali per il futuro del Veneto, che è una regione che io ho imparato a amare, sono ormai 7 anni che vivo qui e mi fa molto piacere vivere, perché è una regione che offre sia umanamente, sia paesaggisticamente, sia storicamente forse il meglio del mondo, meno il meglio del mondo che io ho conosciuto, perché ho vissuto in tanti luoghi, dall'Australia a Boston, eccetera, e vivo a Genova naturalmente, dove è rimasto il mio cuore, la mia famiglia, eccetera. Però ci sono tutte queste premesse. Ultime 2 considerazioni. La prima considerazione, io non credo che sia vero del tutto che i grossi organi di stampa siano così ostili a quello che nasce in movimenti come i Veneti e così via. Se penso al Corriere della Sera nella sua sezione veneta, concede a me, ma una persona molto più illustre di me nella storia dei movimenti indipendentistici che è Franco Rocchetti, uno spazio veramente singolare, nel senso che io posso scrivere, che Franco anche può scrivere con estrema libertà. Addirittura ho scritto un articolo in cui ho dato un nome alla Serenissima Veneta Repubblica del Futuro, anche una sigla, e che è una cosa che comunque appassa in un quotidiano nazionale. Non sempre i quotidiani nazionali o i centri di potere sono ostili. Quando credo, soprattutto ci sono uomini illuminati a dirigere queste grossi testate, naturalmente credo che intuiscano bene come non sia un'esigenza solamente del Veneto, ma sia un'esigenza della Val d'Aosta, sia un'esigenza del Trentino di ottenere molto di più, sia un'esigenza dell'Emilia Romagna, sia un'esigenza di tutti gli stati colonizzati dai Savoia che sono al sud e che anche loro manifestano, anche se più debolmente, una certa autonomia. Più debolmente perché naturalmente coloro che si appoggiano allo Stato, veri, falsi invalidi, eccetera, eccetera, naturalmente prosperano di più nel sud, ma nel sud prospera anche tantissimi giovani che hanno ben chiare queste idee liberali classiche, queste idee indipendentistiche, che dovrebbero essere aiutati e messi in contatto. Questa è la prima osservazione. La seconda osservazione non è tanto un'osservazione quanto una preghiera. Sarebbe sarebbe necessario che tutti i piccoli gruppi indipendentistici che ci sono nel Veneto si riunissero anche solo strumentalmente per portare il Veneto a un referendum e rinunciassero un pochino alle loro prerogative, che sono prerogative importanti, peculiari, identitarie, che riguardano dal simbolo fino al nome possibile del nuovo Stato, il Leone di San Marco piuttosto che no, e così via. Sono tutti movimenti molto importanti, contribuiscono a tenere desta la pubblica opinione su questa necessità del Veneto, ma essendo così tanto frammentati, rischiano di, in un momento in cui è necessario unirsi, di essere un ostacolo anziché agevolare l'indipendenza del Veneto, proprio per questa frammentazione. I grossi poteri dello Stato italiano, che sono i partiti, si stanno unendo, fondendo, fanno fusioni di ogni tipo, perché vogliono sopravvivere, quindi fanno finta che tutto cambi, come diceva il principe di Salina, del Gattopardo, perché non cambi niente. Quindi è fondamentale perché mantengano il loro controllo anche e soprattutto sul Veneto, che è una ghiotta preda da spolpare. Quindi sarebbe opportuno che tutti questi movimenti, questa è una preghiera che io faccio davvero quasi a mani giunte, si riunissero pensando poi che il giorno che il Veneto sarà indipendente, sarà un piccolo Stato,
ci sarà uno spazio in cui le differenze ideologiche, le differenze di posizione, in un Parlamento veneto autonomo, ci si immagina il Veneto come una democrazia. Io sono lungi da ritenere che la democrazia sia il migliore dei mondi possibili, ma senz'altro è migliore rispetto a un dispotismo come si presenta in questa maniera, quindi ci immaginiamo una repubblica democratica e tutti questi gruppi avranno un modo di esprimere, anche perché un piccolo Stato si può governare in tanti modi. Per fortuna sono stati portati tutti esempi naturalmente di piccoli stati virtuosi con bassa tassazione, con una grande libertà per l'individuo e così via. Però esiste la Corea del Nord, ma esiste la Corea del Sud, ma esiste la Corea del Nord, sono due piccoli stati. Quindi naturalmente occorre pensare a un Veneto che sia vicino alle grandi paesi liberali, grandi nel senso che hanno una grandezza dell'individuo, della storia alle loro spalle, non necessariamente una grandezza territoriale. Perché quello che è importante dal mio punto di vista, che prima di tutto è un punto di vista liberale classico, è l'individuo nella sua vita naturalmente, ma anche nella sua proprietà, che lo Stato continuamente minaccia e continuamente assale in tantissimi modi. Quindi concludo con questa preghiera pensando che poi un giorno, se si arriverà a un referendum, e questo referendum sarà vittorioso da parte di coloro che vogliono separare il Veneto, renderlo uno Stato indipendente, poi all'interno di un Parlamento veneto ci saranno tante questioni di cui discutere. Naturalmente le questioni economiche saranno fondamentali, ma si riproporranno certamente le questioni che lo Stato italiano naturalmente non sa risolvere, ma che un piccolo Stato può risolvere: il problema dell'immigrazione, il problema dell'Islam, il problema nel senso non necessariamente negativo, anche come risorsa, il problema delle droghe, liberalizzarle o meno, tutti i problemi che saranno naturalmente sull'agenda, sul tavolo, perché il Veneto indipendente avrà comunque da affrontare l'aderenza o meno all'Unione Europea, l'aderenza o meno alla NATO, come creare confini, che tipo di forma dare alla democrazia, perché fortunatamente c'è anche la possibilità di un ritorno alla democrazia diretta che è dato dall'elettronica, dai nuovi strumenti, eccetera, eccetera. La grandezza della rivoluzione digitale, quella che consente a persone, soprattutto di un piccolo Stato di meno di 5 milioni di abitanti, si consente tante volte di tornare alla riforma referendaria con la democrazia diretta, sempre che la democrazia diretta si ritenga la migliore forma. Ecco, però prima che siano discusse tutte queste questioni fondamentali occorre che il Veneto diventi indipendente. Io formo di nuovo questo auspicio, chiudo e vi ringrazio. Grazie Paolo.